Benvenuti in questa nuova avventura, Veneto in diretta, una striscia per informare sugli argomenti, i temi, i progetti della nostra regione, il Veneto, grazie a questo nuovo progetto di Radio Veneto 24. Ne parliamo con Valeria Marcato, amministratore delegato di Give Emotions, società editrice di diverse testate, la Piazza Web e di Veneto 24, in versione radiofonica prima e ora televisiva. Benvenuta Valeria. Monia, ti ringrazio. Il Veneto in diretta inizia oggi e siamo quasi emozionati per questa iniziativa. E il Veneto in diretta nasce da Radio Veneto 24, dalla redazione che con oltre 50 notiziari al giorno approfondisce le notizie e tutto ciò che accade nella regione, nel Veneto. Veneto che ancora 31 anni fa abbiamo iniziato a raccontare ai nostri lettori con i giornali La Piazza, l'unico mensile che arriva direttamente nelle abitazioni e diciamo che arriva a ben oltre 530.000 famiglie del Veneto. Lo scandisco bene perché è un Una po' tiratura interessante. È il nostro vanto. Questo fatto in 31 anni, ma ci porta qui anche l'esperienza fatta a livello più che quotidiano, quasi istantaneo, con la Piazza Web, il quotidiano online che quotidianamente batte un centinaio di notizie riferite appunto a tutto il territorio veneto, e questo da un bel po' di tempo. 2 anni e mezzo fa è nata Radio Veneto 24, la radio di informazione del Veneto, l'unica radio di informazione del Veneto che approfondisce ogni 20 minuti con dei notiziari ciò che accade, le notizie più importanti, ma non solo. Una radio che offre ai propri ascoltatori rubriche, approfondimenti speciali legati non solo alla cronaca, ma alla politica, all'attualità e allo sport, alla cultura, agli eventi. Aggiungo il sociale. E al sociale. Volevo tenerlo per ultimo per ordine di importanza. Perché? Perché riteniamo che il Veneto non abbia solo una connotazione di tipo economico, non solo una connotazione di tipo politico, ma che debba essere raccontato anche proprio dal punto di vista del sociale e aggiungo della socialità. Il nostro intento quindi con il Veneto in diretta è oggi portare questi approfondimenti, questi temi, queste interviste anche in televisione, e grazie alla collaborazione con Italia 7 Gold Telepadova eccoci oggi a raccontarvi la politica, l'economia, le aziende, il mondo del lavoro, il sociale, la formazione, tanti argomenti che ogni domenica e ogni mercoledì i nostri telespettatori, radioascoltatori, lettori potranno trovare in TV. Molto interessante questa visione multimediale. Sì, un investimento importante in termini sicuramente di tecnologia, sicuramente di professionalità, sicuramente tecnica, ma soprattutto umana. Un investimento di tutte persone che assieme a noi, assieme a Giuseppe Bergantin, il fondatore, e a me ci credono e vogliono portare avanti questa informazione che punta sulla multimedialità, diciamo, ma soprattutto sul multicanale. E ecco oggi Veneto in diretta, che in un certo senso per noi chiude il cerchio. Ricordiamo quindi quando andrà in onda Veneto in diretta. Il Veneto in diretta andrà in onda su Telepadova 7 Gold ogni domenica e ogni mercoledì. Immediatamente dopo i nostri ascoltatori potranno seguirci sui nostri canali, quindi sul canale YouTube della Piazza Web, nell'app di Radio Veneto 24 e diciamo quotidianamente sulla piazzaweb.it. Allora non ci resta che augurarci buon lavoro, rimanete con noi su Veneto in diretta e grazie a Valeria Marcato di essere stata qui a presentarci questo grande progetto. Grazie.
Benvenuti a una nuova puntata di Primi Cittadini Turismo, una rubrica di Veneto in diretta. Oggi siamo in compagnia di Moreno Gasparini, il presidente del Parco del Delta del Po. Presidente, benvenuto. Grazie a voi e grazie all'opportunità. Un territorio assolutamente unico e straordinario tra acqua, terra e biodiversità, un territorio ricco di risorse e un territorio che ha ancora tanto da dare. Presidente, ma quali sono le strategie attuali del Parco del Delta del Po, soprattutto per guardare al futuro e per far sì che il parco diventi effettivamente una destinazione turistica sostenibile? Ma guardi, stiamo mettendo a terra un'infinità di micro piste ciclabili, oltre le due portanti che sono la Vento, che è la Torino-Venezia, e l'Adriatica, che parte da Trieste fino a Santa Maria di Leuca, che si incrociano proprio nel Delta del Po. Ma dietro a queste stiamo costruendo tutta una rete di piste ciclabili che vanno verso i servizi, vanno verso tutto quello che è le hub per quanto riguarda la cultura, l'archeologia e tutti i servizi che servono per dare al cittadino che visita in bicicletta attraverso un turismo slow, che visita in bicicletta il Delta del Po. Presidente, il territorio del Delta è purtroppo, ahimè, un territorio fragile, è un territorio vittima dei cambiamenti climatici, vittima di un sistema di erosione che ha evidenti ripercussioni. Quali sono le azioni che il parco mette in atto, mette a terra per contenere questi fenomeni? Ma guardi, dobbiamo sapere chiaramente che il Delta del Po è mediamente 2,5 metri sotto il livello del mare. Quindi significa un lavoro quotidiano dell'essere umano che ci vive dentro il parco. Quindi cosa vuol dire? Una su tutte, lo sapete tutti, l'avete visto tutti, il Cuneo Salino. 25 chilometri dentro, che sono rientrati dentro il Po di acqua salata, quindi l'impossibilità di utilizzare l'acqua e tutto quello che è poi il ripascimento delle spiagge. Perché essendo Delta del Po abbiamo l'uscita dell'Adige e del Po sui nostri mari. I nostri mari sono natura sì, ma sono anche balneazione, sono turismo, sono indotto, sono attività produttive. Presidente, il futuro del parco passa sicuramente attraverso la sinergia dei territori. Quali sono le azioni che il parco sta attuando per creare sinergia che garantisca sviluppo? Una parola che significa tutto: consapevolezza. Oggi dobbiamo mettere a terra un sistema di reti di servizi e lavorare a quattro mani con tutti i territori. Devono gli enti, i comuni e le due regioni, che spesso ci dimentichiamo che il Delta del Po porta anche una piccola parte della regione Emilia-Romagna. Oggi più che mai stiamo lavorando attraverso il Ministero, attraverso la regione Veneto, attraverso la regione Emilia-Romagna, per tutto quello che è il sistema di reti di piste ciclabili, di hub, di bicibarca, di tutto quello che è un sistema di offerta turistica, perché oggi più che mai sappiamo che la domanda pretende tanto, chiede molto e noi dobbiamo essere all'altezza di proporre un'offerta altrettanto allettante. Oggi possiamo definire il Parco del Delta del Po un vero e proprio laboratorio di biodiversità, di cultura e di innovazione. Quali sono le visioni e le azioni in questi ambiti per i prossimi 10 anni? Assolutamente, lei ha colto il segno perfetto di quello che è anche la visione del nostro futuro. Deve essere questo proiettato al futuro. Il lavoro che stiamo facendo con l'Università di Padova e di Venezia va su questa strada, va su questa linea. Perché? Perché noi dobbiamo creare quel modello di cultura del conoscere, quella cultura della salvaguardia della biodiversità, e in questo ne esce MAB UNESCO, riserva di biosfera, ne esce una consapevolezza della biodiversità come un valore aggiunto per il turismo. Quindi una conoscenza, un lavoro a quattro mani che è fatto con più enti, non solo con i territori locali che magari tendono a pensare quello che è giusto per loro, ma pensare in grande in modo che tutti conoscano e fanno conoscere quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Siamo arrivati al termine. Presidente, un'ultima domanda. I residenti, i cittadini di questo territorio sono pronti al cambiamento? Adesso sì. Abbiamo lavorato, dobbiamo capire e sapere che l'ente parco come struttura fisica c'è sempre stata, ma struttura amministrativa è molto recente. C'è stato un lavoro di
rieducazione delle nostre genti per capire e far capire che oltre al primario, cioè l'agricoltura e la pesca e le attività produttive, significa, cioè, per carità, c'è un'altra parola che è uguale turismo. Mettere insieme l'agricoltura e la pesca oggi e portare sul tavolo dell'enogastronomia attraverso tutte le etichette che noi abbiamo avuto come riconoscimento, una su tutte, come citavo prima, il MAB UNESCO, sono valori che possono essere aggiunti a tutto quello che è già il nostro territorio sotto il punto di vista di risorse umane. Grazie Presidente per questa bella chiacchierata sul Parco del Delta del Po. Arrivederci a tutti alla prossima puntata di Primi Cittadini Turismo. Grazie a voi. Bentornati alla visione di Veneto Economia. Oggi è nostra ospite Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est, che comprende le province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Lei è stata eletta 6 mesi fa alla presidenza di quella che è la seconda associazione per importanza confindustriale. Sono 5.100 imprese associate per quasi 300.000 collaboratori. Ci racconta come stanno andando le cose in questo momento di turbolenza geopolitica ma anche economica? Allora, la situazione, diciamo, dai primi 3 mesi, attendiamo la congiunturale che uscirà a breve, però l'idea è quella di un momento fragile, quello che stanno vivendo le nostre imprese. I motivi sono chiari, la situazione geopolitica e una riduzione della domanda. Questa è una situazione è evidente. Quello che ci aspettiamo è anche la sensazione che nei prossimi mesi ci sia una situazione un po' più di tranquillità. Quello che ha sostenuto le imprese in questi mesi è sicuramente stato l'export, che nella nostra regione vale molto. La regione genera un valore di 80 miliardi, è il 13% dell'export nazionale. Gli Stati Uniti è il terzo mercato della nostra regione, per cui genera un valore importante. È per questo che ora più che mai bisogna proprio sostenere a queste imprese che già prima dei dazi hanno guardato a mercati diversi, quindi Turchia, paesi arabi, India, Messico, quindi bisogna sostenerle e hanno dimostrato resilienza e capacità di adattamento. Ecco, quindi hai accennato proprio al problema dei dazi e come ci si sveglia ogni mattina con un dazio diverso per una categoria produttiva diversa, per merci diverse? Allora, stiamo vivendo una situazione dove chiaramente vai a letto la sera con una situazione e ti svegli al mattino con un'altra, quindi è l'incertezza che è madre della difficoltà che le imprese che vogliono investire deve affrontare. Quindi sicuramente non la situazione ideale e oggi più che mai bisogna invece essere presenti a sostenere le imprese su questo tema. Ecco, la vostra indagine congiunturale parla anche di futuro, dei prossimi mesi? Beh, il futuro, ripeto, è una situazione dove ci attendiamo un lieve miglioramento e l'export è stato proprio quello che ha sostenuto le imprese. Ecco, il vostro presidente alla recente assemblea di Confindustria Nazionale ha richiesto una politica industriale per il nostro paese, una richiesta peraltro che si fa da molti decenni ormai. Ecco, cosa chiedete? Allora, sicuramente non c'è industria, non c'è Europa e quindi non c'è Italia. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa e forse non c'è una chiara consapevolezza di questo valore. Bisogna rimettere al centro l'industria e quello che chiediamo è sicuramente sapere in quale direzione si vuole andare, quindi serve un piano industriale sia per il nostro paese sia per l'Europa. Ecco, ma mi permetta, su quali linee, cioè quali sono le vostre scelte strategiche che chiedete? Quali sono gli argomenti di questo piano? Il primo argomento è sicuramente il tema energia. Le imprese in Italia nel 2024 hanno pagato l'energia un 78% in più della Spagna, un 82% in più della Francia e un 38% in più della Germania. Chiaramente le nostre imprese partono svantaggiate, non riescono a essere competitive, per cui il tema energia è più importante. Cosa chiediamo? Disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, sostenere e incentivare le rinnovabili e a lungo termine anche
parlare di nucleare di ultima generazione, fonte di energia pulita e sicura. Questo è un tema. Il secondo è quello di sostenere gli investimenti e le imprese che fanno investimenti. Quindi questo è sicuramente importante, mettere a terra strumenti agili e concreti come lo è stato 4.0, sburocratizzare, mettere a terra il PNRR, quindi tutti sistemi che possono portare alle nostre imprese a essere ancora competitive. Ecco, lei ha parlato di investimenti, faccio proprio riferimento alla vostra indagine congiunturale che presto pubblicherete, ma gli imprenditori hanno ancora voglia di investire in questo paese, vista la situazione attuale? Io penso che qui non si debba parlare di voglia, ma di necessità. Stiamo vivendo un momento di grande e profonda trasformazione tecnologica e le imprese dovranno adattarsi a questo grande cambiamento, quindi servono gli investimenti, ma per fare gli investimenti c'è bisogno di fiducia. E ripeto, bisogna tornare a mettere al centro l'industria perché genera valore e questo porta bene alle imprese, ai nostri lavoratori e quindi anche a tutto il sistema Paese Italia. Al di là di quelle che saranno allora le risposte degli imprenditori, invece la sua risposta ottimista o pessimista? Beh, un imprenditore deve essere ottimista, deve guardare al futuro con ottimismo e io confido appunto che l'Europa unita sappia fronteggiare quello che vengono i problemi, i rischi che arrivano dagli Stati Uniti e da una Cina che potrebbe metterci in difficoltà con l'introduzione di prodotti ad alto valore tecnologico e a un basso prezzo. Grazie, si chiude qui Veneto Economia, ringraziamo naturalmente Paola Carron, nostra ospite, e anche voi per l'ascolto. Alla prossima puntata. Grazie. Benvenuti a Veneto in diretta nella rubrica L'intervista che nasce da Radio Veneto 24, trasmessa da 7 Gold e Tele Padova. Nell'occasione di oggi è nostro ospite Cristiano Perale, presidente della rete ITS Academy. Benvenuto Presidente. Grazie. ITS Academy, una realtà formativa d'eccellenza, un percorso post diploma con risultati davvero straordinari. Pensate che da un'indagine effettuata circa l'80% dei diplomati ITS trova lavoro dopo appena un anno dal diploma. Sì, ITS sta per Istituti Tecnologici Superiori. Accogliamo ragazzi che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore e, come mi piace dire, gli diamo gli steroidi. Nel Veneto ci sono 8 fondazioni per 8 settori industriali differenti, così ha scelto la Regione di dare spinta alla nascita e alla crescita dei sistemi di formazione post diploma, come diceva lei. Sono percorsi che si inquadrano in un sistema che è quello anglosassone di valutazione delle qualifiche di formazione, in uno spazio che non c'era tra la scuola superiore e l'università. Quindi indicativamente è un'alternativa all'università, ma non propriamente, perché in realtà è quello che nel sistema anglosassone conosciamo tutti nei telefilm come il college. Abbiamo, cominciamo, 8 ambiti. E partiamo dal turismo, che ha citato lei, il sistema delle costruzioni con ITS Red, abbiamo la meccatronica con l'ITS meccatronico, l'ITS del mondo digitale, quindi l'ITS Mario Volpato, abbiamo l'ITS poi agroalimentare, altra risorsa importantissima del Veneto. E poi abbiamo 2 ITS destinati alla logistica, una logistica su gomma, l'ITS Last, e poi l'ITS Marco Polo invece sulla logistica ferro e navi, quindi treni e mezzi nautici. L'offerta quindi è estremamente variegata e copre praticamente tutto lo scibile del sistema industriale. Dalle interviste ai giovani intervistati e diplomati ITS emerge chiaramente che hanno una marcia in più dopo il diploma, hanno un livello, una professione assolutamente apprezzabile nel mondo del lavoro.
Sì, assolutamente, perché dobbiamo pensare che noi accogliamo ragazzi che si sono appena diplomati normalmente, molto spesso sono anche laureati che rientrano nel mondo ITS, perché la peculiarità del sistema formativo è il matching tra domanda e offerta, cioè la disponibilità degli studenti dopo pochi mesi propedeutici, 3 o 4 mesi, cominciano a settembre come qualsiasi percorso formativo tradizionale, a gennaio hanno quelle competenze per entrare nel mondo del lavoro, quindi alternano scuola e lavoro per 2 anni. Questo li favorisce nell'ingresso al mondo del lavoro. Non per niente uno dei parametri fondamentali di incitazione porta il Veneto ad avere il 92% degli studenti con un contratto a tempo indeterminato al completamento del percorso. Vuol dire 2 anni dopo, a 21 anni. Per concludere, Presidente, la formazione ITS è un vero e proprio ponte che mancava, di cui si sentiva moltissimo la necessità, tra la formazione e poi il mondo del lavoro. Finalmente abbiamo trovato quel passaggio, come diceva lei, non solo rispondendo anche alla necessità di molti di avere al più presto quelle competenze per avere una giusta retribuzione. Quindi non è solo rispondere alle esigenze aziendali dove ITS risponde in modo eccellente, ma anche dare ai giovani la possibilità di avere una giusta retribuzione al giusto momento della loro vita. Grazie di questa intervista al presidente ITS Academy del Veneto, Cristiano Perale. Ben ritrovati a Il Lavoro in Corso, lo spazio che permette di far incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro e consente anche di conoscere realtà del territorio. Abbiamo qui con noi oggi il dottor Christian Marcolin del Centro Medico Prima Medica di Padova. Benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Spesso le strutture mediche scelgono di essere monospecialistiche, invece voi avete fatto una scelta diversa, olistica anche. Sì, allora è stata una scelta di campo perché la struttura è geolocalizzata bene, ci troviamo alle porte di Padova, quindi vicini alla tangenziale, vicini al prossimo capolinea del tram e quindi abbiamo voluto dare un'offerta a ventaglio all'utenza in maniera tale che potesse a 360 gradi avere la possibilità di rivolgersi a più specialisti appunto. E questo per noi, anche se il trend di solito premia il monotematico, per noi invece è stato un plus valore perché crediamo che se il paziente, l'utente, quando si rivolge a noi, ha la possibilità di avere un approccio multidisciplinare o interdisciplinare alle sue spalle, è sicuramente più arricchito poi in tutta quella che è la prognosi e in quello che è il giudizio finale. Cioè, se ne va, però nell'eventualità sa che può avere un consulto dietro le quinte di più specialisti che concorrono a 360 gradi per approcciarsi al suo problema. Importantissimo il lavoro d'equipe per assistere al meglio il paziente. Come importante è anche la tecnologia. Come approcciate alle nuove strumentazioni, all'intelligenza artificiale? Sono funzionali? Allora questa è una bella domanda, è un quesito aperto per molti perché la nuova tecnologia arriva sempre in soccorso e va sempre filtrata per quello che può essere utile all'essere umano. In questo caso l'intelligenza artificiale per noi è sicuramente qualcosa che va attenzionato, va introdotto anche nelle tecnologie che già utilizziamo, pur non dimenticando che è sempre l'uomo il fine della scienza e non deve essere mai il mezzo. Quindi la stessa intelligenza artificiale deve porsi in questo modo, come nell'approccio della medicina ippocratica, con l'uomo che resta al centro. Quindi cercheremo sempre di difendere la competenza e l'umanità al di là appunto delle capacità utilitaristiche e funzionali che può portare l'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il settore medico è un momento un po' critico, mancano figure professionali. Voi al momento che tipo di figura state cercando a completamento del vostro organico? Allora abbiamo un ottimo pool di specialisti e in questo momento stiamo cercando in realtà di rafforzare la parte del front office con una figura che sia ibrida, un po' amministrativa e un po' impiegatizia per aiutarci a gestire la logistica, diciamo, delle chiamate e l'affluenza del centro. Nel settore medico un altro tema un po' critico è quello dei tempi di attesa. La vostra struttura come riesce a dare risposta a questa problematica? Allora sì, è stata una cosa che abbiamo messo sul mirino subito ed è
quello che ci ha spinti a stare nel privato, perché pur io essendo un grande sostenitore del pubblico, so che in questo momento è un po' in sofferenza per alcuni servizi, il privato invece riesce a essere molto più snello nella risposta. Oltretutto, le tempistiche con cui il professionista si pone sul paziente non sono viziate da degli argini, proprio perché in privato noi riusciamo a esprimerci con la massima libertà secondo principi ippocratici, quindi il medico professionista sa che il tempo che gli serve per esprimere al meglio il suo servizio lo può erogare senza limiti di sorta, e questo per noi è un plusvalore a livello etico e qualitativo. Importantissimo, infatti. Ricordiamo allora questa figura che state cercando e in che zona precisamente dovrà operare. Allora, noi siamo a Padova, nel quartiere di Volta Barozzo, vicino all'uscita 12 della tangenziale, e siamo lì, la nostra sede unica è lì, c'è un ampio parcheggio, è facile da raggiungere, quindi sia per un dipendente lavoratore sia per un utente che volesse approcciare al centro è veramente semplice da raggiungere, traffico permettendo. E quindi nei limitrofi magari è più congeniale, ma ripeto, è una zona molto, molto Comoda. agganciabile, sì. La figura è quella di un referente del front office che, come dicevamo prima, dovrà avere competenze un po' amministrative, ma soprattutto poter fare da prima accoglienza per i Di approccio, pazienti. sì. Ricordiamo anche il vostro sito internet dove trovare tutte le informazioni. È www.primamedica.it. E ricordiamo anche eventualmente un'email a cui poter scrivere. info@primamedica.it. Grazie allora al nostro ospite, il dottor Cristian Marcolin di Prima Medica, di essere stato qui con noi. L'appuntamento con Lavoro in Corso e con Veneto in Diretta è per la prossima settimana.